amici, benvenuti alla 14ª puntata del nostro tutorial sull'Austria. Nell'ultima puntata ho evidenziato quali siano i vantaggi tributari legati all'avere una società holding in territorio austriaco, specie in caso di pianificazione fiscale internazionale. Oggi vorrei soffermarmi a rispondere ad una delle domande che più di frequenti mi vengono rivolte dagli imprenditori italiani, ossia se sia più conveniente ed opportuno registrare in Austria una filiale della società italiana oppure una società figlia della stessa. Per rispondere a questa domanda occorre valutare quali siano le ripercussioni pratiche dell'una piuttosto che dell'altra scelta. In particolare, se si opta per la filiale, occorre sapere che la stessa viene registrata presso il registro delle imprese austriaco, ma non ha una personalità giuridica propria. Ciò significa che delle obbligazioni gravanti sulla filiale risponde anche la società italiana in solido. Oltre a ciò, la filiale deve tenere una contabilità separata rispetto a quella della società originaria, nel rispetto dei principi contabili vigenti in Austria. Inoltre, il bilancio della filiale deve essere redatto in lingua tedesca e deve poi essere incorporato nel bilancio della società italiana, con non poche difficoltà anche e non solo di ordine linguistico. Se si opta invece per la costituzione di una società figlia, ci si può giovare dei vantaggi legati alla personalità giuridica propria di tale società, che permette tendenzialmente la separazione del patrimonio della società figlia da quello della società madre, non obbligando in linea di principio quest'ultima a rispondere delle eventuali obbligazioni della società figlia. Per quanto concerne la gestione, poiché sia la filiale sia la società figlia devono tenere la contabilità e redigere il bilancio secondo i principi del diritto austriaco, non ci sono importanti differenze dal punto di vista dei costi mensili ed annuali di gestione da sopportare. Ecco che quindi nella scelta può giocare un importante ruolo quello di cercare di tenere separate le obbligazioni della società figlia dall'aggredibilità del patrimonio della società madre. Preciso da ultimo che gli onorari legati alla costituzione di una società figlia si aggirano solitamente intorno all'importo netto di euro 2000, mentre quelli per la registrazione di una filiale ammontano in media a 1.200-1.500 netti. Sicuramente un altro fattore di cui tenere conto è il fatto che se si costituisce una società figlia occorre versare il capitale societario, cosa non necessaria se si procede semplicemente a registrare una filiale in Austria. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividetelo con amici e o imprenditori a cui questo tema possa interessare. Non perdetevi la prossima puntata nella quale vi parlerò di altri interessantissimi argomenti riguardanti l'Austria. Tanti cari saluti a tutti!